Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, un grazie convinto a questa meravigliosa radio che ha un nome fantastico, Radio Libertà. E come ricordiamo sempre, la libertà non è un qualcosa di già acquisito, è un qualcosa che ci dobbiamo conquistare tutti i giorni. Ed è un bene che se trascuriamo ce lo troviamo conculcato da altre parti. E d'altronde, le notizie di questi giorni, insomma, ci siamo svegliati pensando che la storia fosse finita, che il mondo fosse pacificato, che tutti volessero vivere come noi, fare l'aperitivo e andare a mangiare la pizza venerdì sera, e ci accorgiamo invece che ci sono paesi che hanno in mente la dominazione, che c'è la guerra e che rischiamo anche noi a casa nostra, non solo la pompa di benzina, ma magari qualcosa di più. Ecco, ma oggi con l'Umanitaria Padana è una onlus, un'organizzazione senza scopo di profitto, che opera in tutto il mondo sulle minoranze perseguitate soprattutto, e per aiutare i popoli a casa loro. Abbiamo interventi in Pakistan che stanno dando molta soddisfazione, dove si interviene sulle vite pratiche e concrete delle persone, piccole comunità a cui magari interveniamo regalando una capretta oppure una mucca. Voi pensate che sia poche cose, bene, questo cambia molto spesso la vita. Oppure dei cristiani che si sono indebitati, che hanno un padrone e di fatto sono schiavi. Il padre muore, i bambini rimangono a dover saldare il debito, allora si riesce a riscattarli, dargli la libertà. Oppure alcune ragazzine pakistane che sono cristiane, molte di queste vengono violentate, convertite a forza, sposate a forza, sicuramente non hanno diritto all'istruzione. Alcune di queste vengono prese in una missione, sono istruite e ottengono un titolo, una proposta del futuro. Addirittura una di queste ragazze, una particolarmente votata, quella che noi definiremmo una nerd, viene assunta alla NASA. Sono piccole storie dal Pakistan alla Siria, all'Iraq, che però danno l'idea di un impegno costante, un impegno reso possibile soprattutto grazie a Sara Fumagalli, la nostra eroina, che si è ammalata in varie missioni, dall'Iraq al Sudan, e che porta sulla sua pelle gli esiti di molte di queste battaglie. Ecco, oggi però parliamo, prendendo spunto da un convegno che c'è stato recentemente, in cui l'Umanitaria Padana ha partecipato, della libertà religiosa. Ecco, tema di cui non si sente parlare, eppure quando parliamo della libertà religiosa è la prima delle libertà. Dobbiamo dire che ci sono circa 50 paesi che presentano livelli di ostilità. Oggi un cristiano viene ucciso ogni 30 secondi solamente per motivi della fede. E incominciamo a vedere un po' una distinzione tra Occidente e resto del mondo. Perché anche in Occidente? Eh sì, perché anche in Occidente, e lo vedremo con questa discussione, l'oppressione e l'intolleranza religiosa si manifesta magari in un determinato modo, magari sull'esclusione. Ecco, quindi parlavamo di 50 paesi, Medio Oriente, Nord Africa, parte dell'Asia, ma quello che non si vuole sentire dire spesso, e che poi è la verità, cominciamo a analizzare il mondo islamico. Il mondo islamico non è un blocco unico, ma un problema reale. Quindi la maggior parte dei paesi con problemi proprio da questo punto di vista si colloca
proprio nella maggioranza islamica. Non è un giudizio culturale, ma è un dato di fatto. Cominciamo a vedere la conversione, e la conversione in questi paesi è considerato un reato, si chiama apostasia. Da noi uno può cambiare religione tranquillamente, ma in paesi come in Afghanistan, in Iran o in Arabia Saudita, la conversione ad un'altra religione può comportare l'arresto, la persecuzione, la perdita dei diritti civili, in alcuni casi il rischio alla morte. In Afghanistan, va bene, questo ovviamente è estrema, ma da altre parti, perché il mondo musulmano considera questa cosa come uno scandalo e quindi lo scandalo va abolito. Il secondo punto è la legge sulla blasfemia. Sono strumenti di persecuzione, il caso più noto, quello di Asia Bibi in Pakistan, ma basta in Pakistan una denuncia da parte di una persona che dica tu sei un cristiano, oppure ma questo colpisce anche gli islamici, ti ho visto insultare il profeta, ti ho visto trattare male il Corano e si finisce in galera. Molto spesso non si arriva neanche al processo perché la giustizia viene fatta sommaria. Ricordiamo il caso di Shabat Bhatti, il ministro delle minoranze, che è stato ucciso proprio in Afghanistan e speriamo che possa portare avanti la causa della santità, ma è stato ucciso anche il giudice, il giudice e il islamico che stava prendendo le difese di Asia Bibi. Asia Bibi fortunatamente liberata dopo 9 anni di carcere, in Pakistan però che adesso sta ospitando dei colloqui e quindi si immagina che possa essere, però ricordiamoci che in Pakistan le leggi sulla blasfemia prevedono anche la pena di morte. Oppure parliamo della vita quotidiana delle minoranze religiose. Ecco, in molti paesi islamici la libertà religiosa non è negata solo formalmente, ma anche nella vita quotidiana. In Arabia Saudita non troverete nessuna chiesa ufficiale, i preti non sono neanche noti al nunzio apostolico. Ricordo una cena con il nunzio apostolico dell'area che diceva di non conoscere il nome dei preti proprio per garantire la massima segretezza e non possono utilizzare vino per la messa, ma hanno una dispensa speciale, schiacciano degli acini d'uva sul momento e viene considerato come vino anche questo. Le celebrazioni religiose sono solo in ambito privato e sono anche rischiose. In Iran le chiese sono sorvegliate, i convertiti sono arrestati, divieto di evangelizzazione e repressione. L'Algeria ha avuto delle chiusure di luoghi di culto cristiani, restrizioni vengono tollerate solo privatamente, ma non pubblica. Eh, Alcuni studi hanno visto come poi in tutti questi paesi ci sia una violenza sociale e una pressione comunitaria, soprattutto in paesi come il Medio Oriente e il Nord Africa, conversioni forzate, rapimenti di giovani donne appartenenti a minoranze, attacchi a chiese, esclusione sociali. In Somalia o in Yemen i credenti sono costretti a nascondersi e le persecuzioni molto spesso non sono solo dello Stato, ma anche dalla società. 360 milioni di cristiani vivono in contesti di persecuzione o forte discriminazione. Veniamo da un secolo dove le persecuzioni sui cristiani sono state maggiori di quelle dell'impero romano, sono state le più grandi di tutta la storia. Noi pensiamo che fossero più crudeli i romani con i leoni nel Colosseo,
Bene, invece no. Il legame con il martirio. eh, Ci sono persone uccise per la fede, quindi il martirio oggi è un fatto del presente. Ecco, ci sono paesi islamici più radicali dove la libertà religiosa viene negata, addirittura repressa. Ma vediamo un pochettino l'Occidente. L'Occidente, in Europa, raramente viene negata apertamente l'intolleranza. Non si uccide, oppure se i casi di uccisione sono assolutamente pochi, ma si silenzia, si marginalizza, si rende difficile vivere pubblicamente la fede. Direte, ma cosa sta dicendo? Impossibile. Viviamo in un paese dove è assolutamente possibile poter praticare la propria fede. Incominciamo a fare qualche esempio. Allora, se incominciamo a vedere quello che succede in Europa, o cominciamo a vedere alcuni casi concreti che ci sono stati eh, in giro per parliamo quindi di intolleranza soft, non di violenza, ma di esclusione, non persecuzione fisica, ma sanzioni disciplinari, processi, limitazioni amministrative, delegittimazione culturale. Prendiamo il caso della Finlandia, paese molto libero, paese molto ricco. La presidente del Parlamento, Päivi Räsänen, mi scusino i cultori della lingua finnica, ma la pronuncia è sicuramente sbagliata, ma è stata imputata per un tweet con un versetto biblico e un opuscolo sul matrimonio cristiano. Bene, è stata accusata di hate speech, quindi di linguaggio d'odio. Ci sono voluti 2 gradi per farla assolvere, quindi non è stata condannata, ma è stata processata, quindi un effetto deterrente. Il caso del Regno Unito. Troverete, per chi vuole andare a vedere su Google oppure andare a vedere su YouTube, il caso di quel predicatore protestante che si è messo a leggere la Bibbia in metropolitana. Metropolitana si trova di tutto. Questo si è messo lì, si è messo a leggere la Bibbia e troverete l'immagine dell'arresto. Viene arrestato da 2 marcantoni della polizia municipale, credo, strattonato, portato via e portato in questura. Le segnalazioni arrivano dall'Osservatorio sull'intolleranza e le discriminazioni e della libertà di Alliance Defending Freedom. Gli insegnanti, molti insegnanti, ma anche nelle università, sospesi per affermazioni sul matrimonio. Uno può pensarla in un determinato modo sul matrimonio, bene, nessuno non obbliga nessuno. A parte il fatto che non si sposa più nessuno, quindi se uno magari ne parla, non penso che ci sia un contagio immediato a ricorrere al matrimonio, soprattutto religioso. Dipendenti sono stati, stiamo parlando dell'Inghilterra, la patria della libertà, dipendenti licenziati per opposizione sul gender. Beh, è abbastanza noto la persecuzione che è stata fatta dall'autrice di Harry Potter, che affermava che i transessuali non potessero correre, fare i 100 metri nelle gare con le donne, ed è stato profondamente, e stiamo parlando di una persona con le spalle larghe, quindi che aveva gli strumenti per ribattere e quant'altro. Ebbene, è stata una discreta persecuzione. Uno esprime la propria opinione,
c'è una segnalazione immediatamente e poi c'è un procedimento disciplinare. La stessa cosa non vale molto per i cristiani, vale molto per gli ebrei, la stessa cosa non vale molto per la religione musulmana che ha degli strumenti di difesa molto concreti e molto convincenti. La limitazione alla preghiera e alla testimonianza pubblica. Ritorniamo quindi a questo è un altro capitolo dell'intolleranza religiosa, perché a un certo punto, se io voglio pregare ai giardinetti, basta che non mi metta a gridare con un megafono e disturbare quello che dorme al mattino, mi metto a suonare le campane alle 4 di mattina perché sono preso dalle estasi mistiche. Ma se io decido di pregare insieme a qualcuno da qualche parte, penso di non dare fastidio. Bene, no. Nel Regno Unito sicuramente c'è un divieto di 150 metri dalle cliniche abortive, cosa che è stata fatta anche in Italia, quindi sono stati chiesti provvedimenti per qualcuno che intendeva pregare vicino, credo a Modena sia successo una cosa del genere. Eh, Se uno si ferma addirittura, scappa da ridere, ma non c'è niente da ridere, le cose sono molto serie. Se uno si ferma per una preghiera silenziosa, viene interrogato, gli si chiede ma cosa stia pensando nel Regno Unito? Ma voi pensate che sia, cioè, una persona ferma, senza simboli, non è che sbandierava crocifisso, altro, ferma, si sa, è una persona notoriamente religiosa, però ferma, sta pensando, viene fermata e le si chiede cosa sta pensando, perché nel momento in cui pensa e ammette che sta anche pregando con la propria testa, bene, viene portata via. Ecco, è una intenzione interiore. L'intenzione interiore in Inghilterra diventa rilevante giuridicamente. Ora, uno può essere credente o non essere credente, però se si arriva a giudicare ecco, ci ricordiamo alcuni Fahrenheit dove si bruciavano i libri, qui si arrivano a bruciare le intenzioni. Stiamo parlando del 2026 nella libera Europa, dove il tarlo della limitazione della libertà mi sembra che stia colpendo e stia lavorando nei bellissimi costruzione della nostra Europa. Ma vediamo la Spagna. La Spagna mette il reato di molestie. Preghiera organizzata davanti alle cliniche può essere un reato. Ma è un reato? No, no, no. È un reato punibile fino ad 1 anno di carcere. Si fa fatica a distinguere la molestia dalla preghiera. Ecco, quindi questa distinzione comincia a saltare. Ecco, la Francia, dove il presidente Macron ieri si è presentato in Italia, colloquio con Sua Santità, limitazioni dei simboli religiosi, il velo, per esempio, le croci. Non stiamo parlando del burqa, dove in teoria dovrebbe essere vietato anche in Italia perché non ti consente il riconoscimento. Stiamo parlando del velo che portano le donne, le signore di fede musulmana, ma che portano anche le suore, tra l'altro. Il divieto nelle scuole, controlli sull'abbigliamento religioso. Ecco che c'è un tema un po' difficile, ecco, quindi la Francia non è subito, l'intolleranza ha dei confini un po' particolari, quindi non possiamo fare, dobbiamo avere un atteggiamento riflessivo. La Francia parla della neutralità, afferma il principio della neutralità dello Stato, quindi principio che è consolidato ovunque. Parliamo poi dell'educazione, e del conflitto tra lo Stato e la famiglia. Noi sappiamo in Italia di quanto sia stato oggetto di contestazione e di altro,
Prendiamolo un po' larga. In Germania c'è un obbligo scolastico assoluto. La famiglia in Germania può solo tacere. Le famiglie cristiane che intendono chiedere o fanno affermazioni o in qualche modo intervengono sull'educazione scolastica sono multate e l'educazione sessuale è obbligatoria. Se io non voglio far fare educazione sessuale a mio figlio perché gliela spiego io, oppure gliela spiego chi ce la voglia io, e perché gliela spiego come voglio io e non come decide lo Stato in base al suo principio, eh, è proibito. Quindi i tribunali confermano l'obbligo statale, la libertà educativa è subordinata allo Stato. Spagna e Francia, stiamo parlando appunto del conflitto tra Stato e famiglia. Spagna e Francia, i programmi obbligatori sono sulla identità di genere e sull'orientamento sessuale e ovviamente utilizzano dei criteri e dei principi ideologici che non sono condivisibili e sicuramente non si basano sul diritto naturale, ma si basano su una teoria, quindi sul fatto che ognuno si possa svegliare al mattino e decidere cosa essere, quindi neanche solamente uomo, donna o così, perché sono credo 36 i generi, quindi una completa dissociazione tra identità, scelta sessuale, quindi orientamento sessuale. Uno può essere orientato indipendentemente proprio dal sesso biologico, ma l'identità di genere quindi viene slegata proprio anche dall'identità sessuale e dall'orientamento, quindi è volubile, uno decide in base a come si sveglia al mattino. I programmi di Spagna e Francia sono obbligatori, non li sto a descrivere come ci siano anche in Italia, ci siano stati dei tentativi di insegnare, per esempio, la masturbazione all'asilo oppure di truccare i bambini da bambine e viceversa all'asilo, dove se qualcuno avesse vagamente studiato Freud capirebbe che la sessualità non è ancora raggiunto la sfera genitale, quindi magari è un attimino precoce e si tratta, mentre invece lì proprio di costrizione, quindi di indottrinamento. Le proteste dei genitori vengono fatte recedere. Ecco, in Italia, e l'Italia in come siamo messi? Beh, è la situazione più sfumata, ma è reale. I progetti scolastici sull'affettività e sul gender senza consenso esplicito, la grande polemica che c'è stata, i casi di femminicidio sono dovuti alla scarsa educazione sessuale a scuola, come se il comportamento gentile e come la gentilezza e come il rispetto dei sentimenti e dell'affettività debbano essere spiegati con qualche lezione con il primo indottrinato di turno e non facciano parte del comune buonsenso e del comune programma educativo che deve essere attuato dall'asilo nido in poi. Eh, le contestazioni che ci sono state ai genitori che chiedono trasparenza, i dibattiti parlamentari quando è stato inserito l'obbligo di informativa e l'obbligo di consenso per i programmi di educazione sessuale che si volessero fare nelle scuole. Questa è una realtà italiana, ma se io voglio ricordare che per un pelo in Italia non è arrivato il reato sull'omofobia. Il reato sull'omofobia è che prevedeva che io potessi essere processato se indirettamente potevo aver causato un reato di odio oppure aver eh,
portato a degli hate speech, quindi a del linguaggio d'odio. Questa legge liberticida è stata fortemente avversata non solo da una compagine politica di centrodestra, ma anche da parte di gran parte del mondo femminista e di molti esponenti anche della sinistra più radicale, perché la libertà non è un tema che appartiene a una parte all'altra, dove sia da una parte che dall'altra spesso non rispettano fino in fondo, ma che deve essere un patrimonio di tutti. Ricordiamoci però che chi ha difeso questa battaglia, non so, per esempio l'attuale membro dell'Authority per l'infanzia, la dottoressa Terragni, era professoressa in un'università toscana e ha dovuto fare le valigie e chiudere i suoi rapporti lavorativi, quindi mi sembra che siano abbastanza persecutori. L'obiezione di coscienza. Ecco, l'obiezione di coscienza è sotto attacco. In Italia ci sono i dati reali, quindi un 63% di ginecologi sono obiettori di coscienza per l'aborto e i problemi documentati sono che molti hanno avuto la carriera ostacolata, molte sono state le pressioni interne e vengono additati come, se gli va bene, come dei ladroni o gente che non ha cuori diritti. Ricordiamoci che c'è stata una recente sentenza per un bando di assunzione che prevedeva in Sicilia l'assunzione solamente di ginecologi obiettori, quindi l'ospedale ha bisogno di ginecologi, e no, io prendo solamente i ginecologi obiettori, magari dall'altra parte ci sono validissimi professionisti, la ginecologia non è fatta solo di botte, è fatta di un sacco di problemi, e quindi questi magari erano bravissimi in questi problemi, ma venivano esclusi. Fortunatamente c'è un giudice in Danimarca che ha voluto vedere questo dato. Ecco, quindi abbiamo dato il diritto, esiste alcuni diritti, ma c'è una delegittimazione culturale. Se oggi volessi dire che non è giusto che le due coppie omoaffettive possano adottare un bambino, e sicuramente qualcuno mi contesterebbe. Teniamo presente che una gran parte della magistratura con delle sentenze ha reso possibile il riconoscimento di due mamme per un bambino di cui anche uno morto. Ecco, ringrazio la radio, è tempo di chiusura, la chiusura su un tema che sta a cuore a chi all'Umanitaria Padana, che interviene per le minoranze oppresse, per aiutare i popoli a casa loro, per dimostrare come questo tema della libertà religiosa comporti rischio per la vita a centinaia di milioni di persone in giro per il mondo, ma una discriminazione culturale e una discriminazione sulla propria vita anche in Europa e anche in Italia. Grazie, una buona domenica a tutti, viva Radio Libertà. Avete